sempre a te, bellissima canzone, però intanto tu studi appunto pianoforte, poi che hai detto che suoni più? Vabbè, la diamonica che comunque La diamonica, quindi studi pianoforte, diamonica, canti, magari dopo tutto questo anche una scuola di recitazione, che ne pensi? Sì. Ti piacerebbe? Sì, ho già fatto qualche cosa, sì. Non si è fatta mancare niente, giuro. Io voglio mostrare il ritratto che mi ha fatto la mia bambina, Dalila, ecco. Mi ha dipinta proprio ieri, stile capelli rossissimi. Amore, ti amo, sei bravissima, sei bellissima, mi manchi tanto, vorrei che fossi qui anche perché lei è una tua fan. Dalila. Lei è una tua fan, eh? Ecco, grazie. Ti piace? Sì, tanto. La mia bambolina, che bella. Allora, adesso è il momento, cara mia, di cantare una canzone molto richiesta, molto bella, molto profonda e sentimentale, a coppia con una bravissima artista. Non svelo il suo nome perché tra pochissimo la vedremo entrare in studio, ma prima vorrei che prendessimo quest'altra telefonata. Pronto? 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 Buonasera. Ciao, chi sei? Ciao, sono Fabiana. Ciao Fabiana. Ciao. Ciao Lucia. Ciao. Da dove chiami, Fabiana? Da Vietri. Che bella Vietri, mamma mia. Allora, che vuoi chiedere alla nostra Lucia? Mi piacciono tutte le canzoni. Grazie. Vuoi ascoltarne una in particolare? Sì, quella là con Rossella Sestri. Mi hai svelato il nome dell'artista che tra poco entrerà in questo studio. Mannaggia te, come già fa con te, mannaggia. Oramai è fatta. Beh, noi ti aspettiamo in studio lunedì, se vuoi puoi venirci a trovare. Salutiamo tutta Vietri. Bene. Perché proprio a Vietri abbiamo fatto un video che uscirà presto, di cui non dico il nome. E perlomeno tu mantienitelo il nome, che la tua amica ha fatto un guaio. Tesoro, allora ti aspettiamo in studio la prossima settimana, che dici? Ci vieni a trovare? Ok. Un bacio forte. Ciao Fabiana. Ciao Fabiana. Allora, intanto, prima di cantare, sì, c'è ancora Robertino che con la sua manina fa così, quindi c'è un'altra telefonata, prendila, prego. Pronto? Pronto, buonasera. Chi è? Sono Giulia e siamo da Cava dei Tirreni. Ciao. Ciao. Ciao, come Ciao, stai? Lucia, sei bravissima, complimenti. Grazie. Ha una voce molto giovane, posso chiederti quanti anni hai? 22. Mazza, credevo l'età sua. Proprio, Allora, Giulia. No, sempre più piccola. Giulia, qual è la canzone che ti piace di più? Burro e marmellata è la mia preferita. Brava, sì, anche la schiatta mia. 5. Dopo la ricanterà. Dopo la cantiamo. Dal vivo. Va bene, grazie. Ecco. Ciao tesoro. Lucia, un bacione, sei bravissima. Grazie, Ciao. anche a te. Un bacio forte. Allora, adesso stop alle telefonate perché è il momento di cantare Mamank Papà, Lucia Diamante, feat. Rossella Feltri. Lucia, mamma, sono giorni che ti vedo triste. Perché sei così? La lacrima mi scende ancora e livide che pasto il cuore. Lo schiaffo si può pure perdonare, ma chi tradisce non lo sa mai. Non basterà che sti giornate o tempo sai sane ferite, ma è brutto fare a scuola dove con l'occhio infuso mentre aspetta a me. Mi dispiace tutte le volte che sei rimasto sole. Mi dispiace ma mi fanno male tutte queste parole. Mi dispiace se sta casa è fredda e non tiene calore. Mi dispiace che ti manca sempre ancora il tuo papà.
fare così. La notte sai, non passa mai. Stuglietta mia, è grossa assai. Farei di tutto per poter tornare. Dentro una chiesa stavamo a aspettare. Sti lacrima sanno d'amore. E quando vas fuori sta ancora. Ma pure Dio sa perdonare. Una mamma per sti figli può scordare. Mi dispiace tutte le volte che sei rimasto sole. Mi dispiace ma mi fanno male tutte queste parole. Mi dispiace se stata sempre e non te ne calore. Mi dispiace che ti manca sempre ancora il tuo papà. Ma che fa? Si pare un meno che restiamo sola per mangiare. Si tutte sera già stringimmo prima e dormì. E mo facimmo finta e non pensare. Hai capito mamma? Ti manca papà. Va Lucy, valla a chiamare. Fallo sapere a mamma. Grazie mamma, grazie, è il regalo più bello. Si aggiusterà tutto mamma, vedrai. Io corro mamma, io vado. Vi amo mamma, vi amo. Lucia Diamante, ciao Mariana. Rossella Feltri. Alzo le mani, questa canzone mi ha veramente commosso. È vero, Ebbene bellissima. sì, mi ha commosso, devo dire, molto profonda, e la dedichiamo appunto a tutte quelle persone che purtroppo sono separati e per di mezzo ci vanno i figli. Esatto. Ecco, loro sono quelli che ne soffrono di più. Intanto grazie per essere Grazie a qui con noi voi, questa grazie sera, a TV Rossella Campane, Feltri. grazie a Lucia Diamante che mi ha invitato, grazie a Melissa, grazie a Fratelli Mariano, io sono a casa, La gioco a casa. pantera della canzone partenopea. Intanto noto che tu questa pagato. sera sei qui in studio con la tua meravigliosa Sì, bambina che voglio salutare. sì, che si Paola, chiama Paola. Paola. Ciao amore, sei bellissima. Questa sera è con noi. E saluto tutto il tuo staff al completo che è qui, un Sia grande Sai bacio. Biagio, sì, ecco. grazie Marianna, grazie Allora, davvero. tesoro mio, vogliamo anche parlare di progetti futuri? Beh, di ciò che allora, stai noi facendo? abbiamo dei progetti futuri, ci saranno dei singoli che usciranno prima dell'estate, ci saranno dei video nuovi, quindi alle persone che seguono comunque la mia musica siamo in procinto di preparare queste nuove uscite. Intanto c'è questa canzone bellissima che ho avuto il piacere di cantare con Veramente Lucia molto bella. e davvero mi sono emozionata tantissimo quando sì, l'abbiamo sì. registrata, soprattutto la parte finale che lei Devo mi fa dire venire che ha ancora un le lacrime brivido. agli occhi. Sì, sì, è vero, è vero. Ecco. Mi fa venire un brivido ovunque, quindi lei l'ha Poi devo dire che interpretata lei, bene. esatto, la interpreta Sì. fantasticamente questa canzone. Senti Rossella, però tu essendo la madrina artistica questa sera e non solo di Lucia Diamante, non puoi non deliziarci con una tua canzone questa sera, ma sì, anche due, ma sì. dai. Ma Proprio, sì, ma sì. mi prendo il dito e la mano, ecco. Intanto, ecco, faccio scegliere te, cosa vorresti ascoltare da Rossella? Sì, allora, voglio salutare Enzo Boselli perché è grazie a lui che oggi mi ritrovo a cantare queste stupende canzoni. Ah, e allora Sì, c'è c'è un lo perché di zampino, questa sì. collaborazione. Sì. Allora un Sì, bacio sì. ad Enzo Boselli che è stato Che l'artefice salutiamo. di Sì. questa unione.